Buongiorno followers, faccio questo video in maniera molto spontanea perché intanto insomma volevo farvi gli auguri sinceri di questo buon anno che ufficialmente parte dopo le feste, e anche per fare una riflessione a cuore aperto insieme a voi, perché mi sto facendo delle domande e ho pensato: ma perché non fare queste domande a chi mi conosce ormai, mi segue da tempo, può avere dei consigli per me, perché ovviamente voi siete il mio supporto ma anche il senso a tutto ciò che faccio. Ora devo un attimo capire cosa voglio nel mio futuro. La crescita che ho avuto in questi anni è sempre stata graduale e molto lenta, e anche di questo vado molto orgoglioso, perché so di costruire una casa di mattoni e non di paglia. Le persone che hanno un seguito esplosivo dato grazie a un'esposizione televisiva, un talent show, non le invidio, perché l'aereo proprio adesso da passare, va bene, importa, è sincero questo video. Non invidio perché la loro casa è di paglia, perché gestire un improvviso successo è molto difficile. So fare poche cose, ma sicuramente sono stato in grado di usare al meglio l'esposizione che ho avuto io. Viviamo in un contesto in cui i numeri contano, nel senso che vale di più avere milioni di follower, anche se provvisori, ma che rottura dei coglioni, Maria Vergine, ma adesso a fare l'esercitazione? Ed è qua che io mi interrogo, ed è qui che io vi chiedo aiuto, nel senso che voglio i vostri consigli e i vostri pareri. Io vorrei avere anch'io una crescita esponenziale, ma non di paglia, ma accelerare un po' i lavori. Perché? Per essere appetibile e fare cose sempre più grosse. Allora quello che vi chiedo è: voi che mi conoscete, voi che mi sostenete, voi cosa fareste se foste in me, canale il canale? Dove puntereste per accelerare questa crescita in maniera sincera, per non scendere al compromesso del trash, del momentaneo? Vi prego di non rispondere banalmente con canale fa di nuovo le telefonate, perché ragazzi vi voglio ricordare che le telefonate, che sono il motivo per cui ho iniziato a fare i video, sono stati fondamentali nel mio percorso per poter cominciare a fare questo lavoro. Ma se avessi continuato a fare le telefonate, avrei avuto dei numeri fine a se stessi, tante condivisioni, tanti commenti, video che giravano su WhatsApp, sicuramente popolarità, ma non credibilità. Aggiungo due cose: il mondo dei social è un mondo molto superficiale. Un ristorante pieno vuol dire che si mangia bene, un ristorante dove c'è meno gente vuol dire che si mangia peggio. Non è così molte volte. Quella sera quel ristorante sul lungomare ha cominciato a riempirsi per caso ed è diventato ambito. Ho 1 milione di follower, ne avrai sempre di più. Ne hai 200.000? Beh, ma no massa. Ne hai 500, sei uno sfigato, purtroppo. E non si guarda il contenuto. Seconda cosa, la credibilità te la dà anche la collaborazione con i personaggi famosi. Quel giorno che faccio il video con Zaya, stai pur sereno che il giorno dopo mi arrivano centinaia di mail di aziende venete perché improvvisamente io ho un valore diverso e non aggiungo altro. La cosa non mi è mai piaciuta, non mi interessa questo tipo di gioco. Queste due precisazioni importanti per anticipare due consigli che sinceramente non fanno per me. Grazie se avete ascoltato il video fin qua, grazie, vi voglio bene, mi fa strano dirlo perché lo dicono tutti, no? Quelli che hanno i follower, voglio bene, ma vi voglio bene che non vi conosco neanche. Voglio bene i miei amici, la mia famiglia. A voi però ho tanta riconoscenza. Ecco, vi riconosco il mio successo, se posso chiamarlo così, il mio lavoro. Grazie, ciao. Ah no, non stai cominciando a dire canale che serio, sì, sono serio, ogni tanto sono serio. Ciao.